Bruciore agli occhi, gola irritata e tosse. La lezione all'interno dell'aula magna viene interrotta quando, uno dopo l'altro, gli alunni e i docenti cominciano a sentirsi male. Al piano terra della scuola media Vivaldi di via Cristoforo Moro a Padova si diffonde un odore acre. Mattinata di paura per una classe di studenti che ha cominciato a sentirsi male ed avere nausea e vomito dopo aver respirato un odore molto forte, simile a quello della candeggina, raccontano. Gli insegnanti hanno disposto subito l'evacuazione e sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco. 8 ragazzini che frequentano la seconda media sono finiti in ospedale. I pompieri, i carabinieri, insieme alla dirigente scolastica, hanno effettuato un primo sopralluogo dell'edificio per capire se ci fossero principi di incendio, ma nulla è stato trovato. Secondo quanto riferisce la preside, si esclude che i ragazzi possano essere stati intossicati dal monossido. La loro saturazione è buona e la caldaia era stata revisionata giusto pochi giorni fa. In ospedale i ragazzi sono stati sottoposti ad accertamenti medici per individuare le cause del malore. Al momento tutte le piste sono aperte. Il malore potrebbe essere stato provocato da uno spray urticante spruzzato per gioco, ma non si esclude che qualcuno possa aver agito dall'esterno, dato che l'aula si trova al piano terra e che gli studenti fanno lezione con le finestre aperte. Le condizioni degli 8 ragazzini intossicati sono stabili.